L'argomento scalda le chat delle varie segreterie provinciali. La scelta del candidato alle regionali del PD sembra destinata ad un percorso tortuoso. La svolta decisiva, o meglio, l'indirizzo da seguire, potrebbe arrivare da una direzione regionale che il Partito Democratico starebbe organizzando. Intanto il nome dell'ex sindaco di Treviso, Giovanni Manildo, sembra dividere invece che unire. Ai no della parte veronese del partito c'è anche il disaccordo di Padova. Nella provincia euganea ben 35 segretari di circolo hanno scritto una lettera alla segretaria Schlein, al segretario regionale Martella e alla segreteria provinciale per sostenere la figura della capogruppo in regione Vanessa Camani. Un nome, quello di Camani, già ventilato in passato e che aveva ricevuto anche l'appoggio dell'ex sindaco di Padova Flavio Zanonato. Dalle segreterie nessun commento ufficiale, così come dalla diretta interessata che comprensibilmente vuole rimanere fuori da eventuali polemiche. La sua figura però è autorevole, piace a parte del territorio padovano. Se nel centro-sinistra la scelta del candidato alle regionali è ancora in alto mare, nemmeno il centrodestra naviga in acque sicure. Il governatore Zaia però non sembra preoccupato dello stallo della situazione sul terzo mandato. Credetemi, veramente non la sto seguendo e penso che sia di competenza strettamente del Parlamento. Il governo si è già espresso, diciamo, con la forza politica e maggioranza relativa di questo Paese, che è Fratelli d'Italia, e altre forze politiche si sono espresse. Adesso cercheremo di capire quale sarà il proseguio di tutte queste dichiarazioni. Della questione del terzo mandato dipende anche la definizione della data delle elezioni regionali, al momento fissate per l'autunno 2025, ma a questo punto della partita per entrambi gli schieramenti la priorità è trovare un candidato che metta d'accordo tutti.